Montipalli di Ortigaralefre. Monologo degli ospiti a Moena. La partita si va verso una conclusione pronosticata già al secondo grazie al gol di Marini. A primo tempo si va a riposo sullo 0-3, grazie alle reti al 33esimo di Mariano Stefani e al 40esimo di Mattia Floriani. La ripresa ripropone la stessa falsariga, anche se gli ospiti abbassano i ritmi, salvo colpire gli esausti avversari all'88esimo con Cesare Felicetti, e un minuto dopo con lo stesso Floriani. Sconfitta netta per la Montipallidi nonostante i prodigi di Chiocchetti. Termina 0-5. Oltrefersina Cornazzi. Termina 1-1, un ottimo match tra Oltrefersina e Cornazzi. La partita è molto tattica ma anche molto avvincente. Ceccarini ci prova 2 volte ma gol sbagliato e gol subito. Su punizione da 25 metri il capitano Guarda trafigge la porta avversaria. I locali alzano la testa nella ripresa e al 62esimo trovano il meritato pareggio, grazie a Toldo su Tapin. L'Oltrefersina vede il momento di crisi degli ospiti, ma sciupano diverse occasioni e non riescono a realizzare. Niente da fare, finisce 1-1. Primiero Valsugana, netto 3-0 nel classico di categoria. Partono comunque meglio gli ospiti, ma il Primiero esce fuori da distanza, creando comunque cross e tiri velleitari imprecisi, sciupando il buon momento della gara. Nel secondo tempo i locali sono più cinici, e infatti al 50esimo Tavernaro serve Tartaglia per il vantaggio, che suona come sveglia per i gialloverdi, capace di attaccare insistentemente per 10 minuti circa. Poi arriva lo show di Tavernaro, che al 70esimo e al 75esimo segna gli altri 2 gol e conclude di fatto la partita. Ronsegno Cauriol. Altra vittoria per gli ospiti. Gli ospiti spugnano Ronsegno grazie a una prestazione degna di nota, che si apre al 32esimo con la punizione di D'Agostin. Il Ronsegno rimane in 10. Grazie anche a questo, al 62esimo, la Cauriol trova il raddoppio, ancora con D'Agostin. Gli ospiti continuano a martellare una squadra con poche idee, ma comunque volenterosa almeno di provarci. Purtroppo il colpo finale arriva al 69esimo con Galdolfi. Questo sancisce la fine di una partita a senso unico, che termina 0-3. Tesino Audace. Bella partita a Caldonazzo che termina come da pronostico. L'Audace gioca meglio e ci prova con insistenza, passando già al quinto con Battisti, raddoppiando il 16esimo con lo stesso 9. Al 35esimo arriva anche il secco 3-0 di Martinelli che sembra chiudere la partita. Nella ripresa il Tesino cerca di affondare, riuscendoci con il gol di Villanova al 66esimo. Battisti prova a mettere le cose in chiaro e punisce ancora all'81esimo. Minati regala il secondo gol ai suoi nel recupero, ma è tardi. Finisce 2-4, una partita molto spettacolare.